Questa estate siamo passati con i nostri itinerari turistici attraverso tre baseleghe, terra di acqua e di mulini. Ora sono scesa alla stazione successiva, sono scesa a Piombino Dese, dove mi sta aspettando il suo sindaco. Ciao Cesare. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. A Piombino. Sai che ci stanno aspettando le biciclette? Assolutamente sì, faremo un bel giro. Ti farò conoscere il nostro territorio. E ci divertiremo molto. Un sacco. Andiamo. Sindaco, siamo arrivati dalla stazione di Piombino, stiamo facendo colazione in centro di fronte a questa bellissima villa palladiana che noi visiteremo, ma la stazione di Piombino, punto strategico per questa cittadina. Perché? Perché la stazione di Piombino Dese, all'interno del progetto di metropolitana di superficie, ci porta ogni mezz'ora un treno per spostarci da o per Venezia. Una volta non c'erano tutti questi treni, però al giorno d'oggi c'è questa disponibilità e questa possibilità, una grande anche opportunità per chi viaggia anche nei dintorni. Quindi può spostarsi a Venezia, può spostarsi a Padova, eccetera, ma ogni mezz'ora ci si può fermare anche a Piombino Dese. Certo, e ci si può spostare con la bicicletta, perché come hai visto i treni sono attrezzati per il trasporto delle biciclette. Si scende e si parte. Quindi si scende in stazione, si trovano subito le biciclette e si parte per questo splendido territorio. Allora andiamo, Sindaco, subito insieme a visitare questa splendida villa palladiana che io vedo di fronte a me. Qui ci troviamo a Villa Cornaro, una villa risalente al 1550, una villa palladiana, Sindaco, che ha una bella particolarità, ha una doppia loggia, ma vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cosa vuol dire la doppia loggia? La doppia loggia, che praticamente questo lato nord e il lato sud sono perfettamente uguali, solo che questa a nord è prospiciente alla facciata perché indica la potenza della famiglia. Però io qui mi fermo e lascio la parola al nostro storico Stefano, che è qui con noi, che ci darà qualcosa in più appunto di conoscenza della villa. Assolutamente sì, allora andiamo a visitare questa meravigliosa villa e il suo meraviglioso parco con Stefano. Villa Cornaro, una villa disegnata proprio dal Palladio, presente nei 4 libri di architettura, vero Stefano? Sì, buongiorno a tutti. Voi sapete che Venezia già dal 1300 comincia a espandersi verso l'entroterra, con le scoperte geografiche intensifica anche sempre più la coltivazione di questi terreni perché vengono meno i proventi commerciali di mare e quindi il fenomeno delle ville, che sono numerosissime, ma questa è particolarmente importante perché oltre ad avere un doppio ordine di colonne che non è in tutte le ville, vedete la facciata sud è a raso col fabbricato, la facciata nord invece aggettante esce in fuori, testimonia la potenza del committente della famiglia Cornaro, una delle più ricche e potenti di Venezia, ma anche verrà molto imitata. Ma è vero Stefano, si dice che questa facciata sia stata copiata niente po' di meno che dalla Casa Bianca. Sì, non è un caso, è vero, perché il fenomeno del palladianesimo è che l'architettura di Palladio verrà copiata tantissimo, specialmente in America, anche le case coloniali delle piantagioni di cotone. Quindi a Villa Cornaro si è ispirato il progetto per la Casa Bianca. Sì, è vero, è proprio il fenomeno del palladianesimo, ovvero la fortuna che ha avuto la sua architettura all'estero, specialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti. Di fronte a noi il grande parco della villa, con una grande particolarità, un ponte a 7 arcate, pensate l'unico ponte a 7 archi disegnato dal Palladio. Tutto questo parco è stato ripristinato, è anche una grande fonte di interesse e di turismo, ma ci vuoi raccontare la particolarità di questo parco disegnato dal Palladio? Il parco non si fermava al sito della Peschiera, ma proseguiva oltre e prendeva
tutto quel campo che vedete. E c'era un percorso, un sentiero che entrava dentro un doppio filare di carpani giganteschi, si usciva, c'era una montagnola artificiale, si rientrava in un doppio filare di carpani e si tornava al cancello della peschiera. Come mai questo percorso, Stefano? A cosa portava? Perché un percorso così? L'ipotesi che è stata confermata da ricerche accurate ci fosse proprio un senso di un percorso massonico, un percorso iniziatico che si ritrova anche negli affreschi in cui sono stati riscontrati dei simboli massonici ante litteram, prima che venisse codificato in Italia. Ma perché la massoneria proprio qui? Un Cornaro era stato in Inghilterra per un certo periodo, proprio lo stesso Cornaro che ha commissionato gli affreschi a un giovane Mattia Bortoloni agli esordi, decidendo lui stesso tutti i temi degli affreschi che sono di carattere biblico e evangelico, facendo mettere dei simboli massonici ancora prima che fossero arrivati in Italia ufficialmente. Allora Stefano, facciamo ben capire ai nostri telespettatori che proprio da qui sono partiti i primi passi di massoneria in Italia. Facciamo vedere al nostro pubblico a casa. Vedi Ida, questo disegno vi farà capire meglio perché ricostruisce un po' l'ambiente come era originariamente prima che venisse cambiato. Questa è la zona del Brolo in cui c'era un giardino con varie essenze. E che noi andremo a vedere. Lungo il percorso della peschiera c'è una piccola isola di forma triangolare in cui c'era una costruzione originariamente che si chiamava sacrestia, che non c'è più, e un ponte che andava dall'altra parte della campagna. Allora probabilmente l'iniziato faceva un percorso dal ponte, entrava dentro la galleria dei Carpini, andava fino alla montagnola artificiale, ritornava dalla galleria di questo lato e ritornava al ponte della peschiera. Infine la villa, richiamando ovviamente un tempio classico, come potete vedere, era il percorso finale, e il tempio è proprio il percorso finale di un percorso massonico. Quindi un vero e proprio percorso di iniziazione. Gentili telespettatori, pensate la genialità del Palladio. Sindaco, la raccontiamo. Ida, ai lati di questo ponte, 2 condotti sotterranei che portavano l'acqua fresca fino alla cantina della villa. Quindi l'acqua passava da questo entrava corso, da una parte, entrava in villa e usciva per tenere il clima umido e freddo nelle cantine. quindi diciamo un condizionamento sia per la villa che per le cantine. Genialissimo. Certo Cesare che è meraviglioso questo colpo d'occhio, scendere da questa gradinata. Sì, indubbiamente. E tu pensa, Ida, che qui allestiamo un palco, Sì? proprio nei pressi di questo gradino, per rappresentazioni teatrali, anche musicali d'estate, e prova ad immaginarti il colpo d'occhio alle mie spalle per lo spettatore che vede la villa illuminata. Fantastico. Assolutamente sì, direi di un impatto emozionale unico. Sindaco, siamo entrati nel Brolo di Villa Cornaro e ci avviciniamo al luogo del mistero, ma cos'è un brolo? Il brolo non è altro che l'orto e il frutteto della villa. Come vedete è completamente recintato da un muro di mattoni ed altra curiosità, il muro di mattoni, essendo zona estremamente paludosa questa, è costruita con fondazioni ad arco. Anche questa caratteristica di una soluzione architettonica sempre studiata dal Palladio, molto molto vecchia e antica, e si possono benissimo vedere quegli archi. Si fa presto parlare e dire Palladio, la storia del Palladio, ma bisogna capire tutte queste sfaccettature quanto erano geniali. Lei, Ida, ha mai fatto una scala di una villa del Palladio? No. Lo spessore del gradino, mano a mano che si sale,
cala leggermente, partiamo dai 25 cm dei primi e arriviamo agli ultimi in alto, quando avrai il fiato un po' più corto, gradini di 8, 10, 12 cm appena, per arrivare meno stanchi in cima alle scale. Ma quanto è bello sentire e conoscere cose, particolarità del genere. È una cultura millenaria e dei veri geni. In Italia siamo fortunati anche qua nel Veneto e anche nel suo paese, i suoi giovani, a cui lei tiene tanto. Quanto è importante la cultura per il paese di Piombino e per i giovani di Piombino. La cultura è alla base di tutto, c'è poco da fare. Tu dai un imprinting da giovani e non sarà mai un problema in come comportarsi da grandi. L'abbiamo visto in numerose occasioni, le abbiamo provate con le nostre mani e avremo occasione di parlarne ancora Ida. Sindaco, qui ci troviamo nel luogo del mistero, in questo pezzo di terreno triangolare. Proprio da qui partiva il percorso di iniziazione massone. Certo, e dietro di me, alla mia sinistra, il ponticello attraversava l'entrata del fiume sulla peschiera e proseguiva sul lato sud per andarci ad agganciare sull'anello iniziatico che avevamo presentato prima. Certo, ma adesso noi risaliamo in bicicletta perché io vedo un bel percorso che fa veramente il giro della villa e poi esce e vi trovate direttamente in centro a Piombino Dese. Ma tutti possono usufruire di questo percorso, possono fare giochi di mattina oppure passeggiate oppure biciclettate. Un polmone verde all'interno del centro abitato e da questa parte si prosegue. Si prosegue, in fondo là cosa c'è? Io vedo degli alberi, io vedo un paesaggio meraviglioso. Cosa troviamo? Una ex ferrovia Treviso-Ostiglia? Certo, allora sa cosa facciamo, Sindaco? Sì. Ci vediamo alla prossima puntata. Ci diamo appuntamento nella Treviso-Ostiglia e facciamo vedere ai nostri telespettatori tutte le bellezze nascoste e non che ci sono a Piombino Dese. Ti aspetto e vi aspetto alla prossima puntata. Partiamo. Andiamo. Noi andiamo avanti.